Metà delle dosi di vaccino Pfizer previste non arriverà in Veneto, con di fatto il blocco delle vaccinazioni e il rischio di non garantire richiami la prossima settimana. La Regione ha accantonato 40.000 dosi, sufficienti per la seconda iniezione solo per il piano di questa settimana. È vergognoso quello che sta accadendo. Cioè, tu non puoi dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale. E siccome noi non siamo una regione preistorica, per noi significa appuntamenti fissati, cioè organizzazione, perché se dai, capito, se dai il numerino della lista d'attesa, ti metti su un piazzale, chi passa vaccini, gli dici domani mattina non si fa vaccini. Noi abbiamo tutto codificato. È vergognoso che ci venga detto che ci vengono sospese le forniture del 53%. 51 l'Emilia Romagna, 54 il Friuli Venezia Giulia. Capite? Così non funziona. Se poi vado a vedere la distribuzione di questo taglio a livello nazionale, vedo che abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli zero, abbiamo un gruppo di regioni che hanno tagli, diciamo, moderati, di certo non invasivi, 8, 10%, 5, e poi ci sono un gruppo di regioni, tra le quali c'è noi, letteralmente azzoppate. Allora, ci sono delle considerazioni da fare. La prima, che se ci venisse messa in discussione la fornitura della prossima settimana, anche di un solo vaccino, lo dico ai signori Pfizer, noi non riusciamo più a vaccinare con i richiami. Questa settimana, facendo 2 o 3 accorgimenti, potremmo riuscire ad attutire questo grave danno che ci è stato fatto, perché abbiamo accantonato del vaccino e perché utilizzeremo quello che ci arriverà, ma stiamo parlando solo di richiami. Cioè vuol dire che la campagna vaccinale è sospesa. Ci rendiamo conto? Cioè noi faremo solo la seconda dose a chi ha già avuto il vaccino. I nostri clinici ci dicono che c'è scritto 21 giorni. Allora, se c'è scritto così, uso il condizionale, se è perentorio, bisogna farlo a 21 giorni. Io penso che tutte le regioni italiane questa settimana debbano, se il Paese pensa che ci sia anche un'operazione, diciamo, di equità, dovrebbero garantire le seconde dosi a chi ha bisogno della seconda dose, ma se hanno surplus è giusto che si aiutino le regioni che vanno in difficoltà perché gli hanno fatto un taglio da paura. Quanto alla scuola, il ricorso al TAR, Zaia rivendica le implicazioni epidemiologiche che hanno indotto l'ordinanza che scade il 31 gennaio e si appella al parere degli scienziati. L'apertura o la chiusura della scuola è strettamente legata ai dati sanitari e alle relazioni della prevenzione. Per quanto riguarda il TAR, dovremo vedere qual è la qualità del ricorso, portare le nostre argomentazioni ed eventualmente poi vedere le argomentazioni di una sentenza che può essere anche a favore, non solo contro. E in una regione come il Veneto, con questa situazione epidemiologica, è ovvio che il giudice amministrativo si assume una grande responsabilità e quindi noi dovremo vedere, qualora decidesse di farci riaprire, anche quali saranno le motivazioni di natura sanitaria, perché non le possiamo solo ricondurre al diritto di avere una scuola in presenza, che è un diritto assolutamente insindacabile, ma io spero che venga valutata la situazione sanitaria e siamo a disposizione del giudice amministrativo con i nostri tecnici per spiegare la situazione sanitaria.